Allora, intanto io sono nato a Venezia, quindi diciamo che sono nato in mezzo ai mosaici. Questo è stato il primo impulso. Poi il secondo motivo è che mi piace tantissimo perché trovo che il mosaico, se usato nel modo giusto, che per mio gusto è quello contemporaneo, dia una forza incredibile a qualsiasi cosa si faccia con esso. Ecco, questi sono i due motivi principali. Poi a me piace tantissimo l'idea di usare un'arte così antica e quasi sacra in un modo un po' moderno e profano. Mi piace tantissimo essere sempre un po' politicamente scorretto oppure giocare agli opposti, non so se si capisce quello che intendo. E insomma si presta perfettamente al mio modo di essere e di giocare con l'arte, diciamo.